Siamo arrivati al momento dell'ospite di Approdiché. Oggi continuiamo il nostro viaggio nella musica napoletana contemporanea ma anche antica. Lo facciamo con una cantante che io volevo chiamare musicista e stesso, no, sono cantante, no, però ci spiegherà meglio. Signore e signori, ci è venuta a trovare Alessia Moio. Eccoci qua, grazie, ciao Alessia. Rosario. Grazie. Che bella. Prego, accomodati. Ah, che bella cosa. Che bella cosa, veramente. No, mandolino, sono contenta di essere qui. Vedere una donna con il mandolino è una goduria, vabbè. Allora, Alessia Moio, stavamo dicendo, stiamo facendo un discorso, stiamo facendo un viaggio musicale nella musica. Tu sei giovanissima e ti occupi di musica classica, sì. Canzone napoletana classica. Canzone di Napoli. Canzone di Napoli, perché qual è la differenza? Scusa, ci sta la differenza? No, no, fra tutte le canzoni di Napoli, anche il repertorio classico fa parte della canzone di Napoli. Per esempio, da c'è un pezzi Gigi D'Alessia e un pezzi Roberto Murolo. Anche quelli fanno parte della canzone di Napoli. Che tu mi stavi dicendo che stavi facendo un discorso, uno studio fra la musica classica napoletana di un tempo, riportandola. Ma io credo sì che esiste una classicità come c'è nel repertorio italiano, no, della canzone. Nella canzone italiana abbiamo l'italiano classico e poi abbiamo l'italiano contemporaneo. Così vale anche per la canzone napoletana, però a differenza di quella italiana, la canzone di Napoli invece perpetuamente arde nel tempo, sì, non si spegnerà mai, non che appartiene al Novecento, non appartiene all'Ottocento, la canzone di Napoli appartiene e apparterrà sempre nei secoli dei secoli. Secoli secolorum. Amen. Amen. È allora, così. Alessia Moio, tu hai ultimamente lanciato un pezzo, sì. Come si chiama? Amore Cant. Amore Cant, che è un brano futurista, Rosario. In che senso futurista? Futurista perché è come se Murolo avesse previsto questo cambiamento culturale nel tempo. Ah, perché è un pezzo di Murolo? No. Sì, di Ernesto Murolo. Di Ernesto Murolo, però io vedo degli autori di questo, chi è Tommaso Bonito, Ernesto Del Preite, Pietro Labriola e Luigi Viscardi. Questo è un regalo che faccio a Canale 8 e a te di un brano straordinario, classico, proprio classico, 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 si intitola Lucardillo. Lucardillo. E noi facciamo vedere... lo faccio adesso? No, non lo fai adesso, ma il video che facciamo vedere qual è? Lo sa. Amore Cant è il video. È il video. E Lucardillo invece è il E quello lo facciamo per sentire dopo. Adesso andiamo a vedere Amore Cant. Amore Cant. Andiamo a un assaggino e torniamo su. Sole aprile scetata, già tutte stelle morano, scetata, fammi finestre Napoli rapì. Tiene sospiro all'aria, tutta sospira femmina, che abbraccia a me stanotte in tuo silenzio. Scornosa e bella manna ritta sì, per chi canta e chi canta a Napoli, canta, mi chiama amore, a te mi tremano più ardente e dolce, e cuore tutto mondo in testo care, e voce tutto mondo in tasta voce. E questo era Amore Cant, ne abbiamo estrapolato un minutino. Parlaci un pochettino di questo pezzo, 2 secondi che poi andiamo a vedere un contributo di... No, dicevo, è un brano futurista, perché è una nostalgia, ecco, un Murolo se lo chiede, no? Per chi canta e chi so. E chi so? Lui se lo chiede il poeta. Per chi canta quindi che significa? Se lui l'ha detto in un periodo non sospetto, insomma, dove la canzone di Napoli aveva come principio letterario la poesia intesa come letteratura proprio poetica profonda,
consideriamo che comunque vuol dire che è stato futurista. È stato futurista, non lo so se restando dico nella bene. tradizione. Vabbè, noi adesso andiamo a vedere un contributo di Approdiché e poi torniamo e ci farai sentire su splendido mandolino. Grazie. Sto crescendo in un bello cardillo, quanta cosa che l'ha già imparata, hai da ira da questa e da quella, l'imbasciatissima da portare. Sente che bello millo cantante, c'è una casa, una nenna c'è sta, tu la vita che non è distante, che la nenna hai da ir a trovare. Si te va su da ferra cianciose, tanne tu l'hai da dire così, lo padrona per te non repose, poveriella perché ha da morire. Ta carezza de va saviata, chiude me tu si certa cardi, si guttiga cagnarma marata, poi roba davvero Brava Alessia, Alessia Moio, quanta teatralità ci sta in questi pezzi, no? Ma sei venuto su un anno di strumento, voce e sì. mandolino, la potevi anche cantare senza musica, questo è bello. È vero, allora, le poesie classiche napoletane assumono all'interno già una melodia, ne hanno in possesso già una loro. ma vedi questo pezzo quanti anni ha? Stiamo ancora qua a lo cantare. Allora, certo. Alessia Moio, se ti vogliamo cercare sui social ti troviamo? Sì, io ci sono su tutti e 4 i social, sono su Instagram, su Facebook, su YouTube e TikTok. No, OnlyFans non lo fai, non ti penso che fa OnlyFans. Senti, hai qualcosa previsto per l'estate, live, sei in concerto fuori? Faccio sapere, noi te lo faremo sapere. Assolutamente sì, vi terrò aggiornati, per il momento sono il 29 aprile al Teatro dei Lazzari, nel centro storico a Napoli, e con il mio spettacolo Varie me, varie te. Varie me, varie te, bel titolo. Allora, Alessia Moio, cercatela sui social. Ti ringrazio Alessia di essere venuta da Approdiché. Grazie a te Rosario, veramente, è stato veramente E da un bacione a tua piacere. mamma, da un bacione Sì, a tua mamma. mi piace tanto. E noi andiamo a vedere un altro dei contributi.